È la seconda volta che inizio il video in maniera strana. Come vedete è notte. E voi direte dove stai andando di notte? Semplice. Si va a correre. Ora, da grande appassionato di motori in generale, sono parecchio appassionato anche di Formula 1 e infatti a me piace un sacco la Formula 1, ma piace anche andare sui kart, quindi stiamo andando a correre con i kart. Siamo qui da VKI a Vicenza. Abbiamo organizzato questa gara con degli amici, alcuni potreste anche riconoscerli, altri ci sarà modo di conoscerli, e siccome sono uno che spreca poco le occasioni, mi sembrava un'occasione carina fare questo video, quindi vedremo una bella gara? Si spera. D'altronde siamo tra amici, alcuni sono anche piloti, non di kart, sono piloti di speedway. Secondo me viene fuori un bel video, viene fuori una bella gara. Ma ora non perdiamo altro tempo, montiamo in macchina e si va. Sui motori, 4, 5, allo spegnimento il via del Gran Premio dell'Arabia Saudita che scatta adesso. Problemi, attenzione, colpo di scena clamoroso, attenzione, colpo di scena clamoroso, problemi. Ha fatto un super primo settore Leclerc, la perde così, nel muro.
Deve inventare un sorpasso Charles Leclerc. Wow. Oh, staccatona Leclerc, ma lungo però. Botto. Che ha riportato domenica scorsa era contatto Leclerc fuori. Rotto la sospensione. Leclerc con Perez. Ma quanta poca velocità in rettilineo la Ferrari. Allora Sainz si prende l'esterno, alza leggermente il piede, arriva Sebastian Vettel, si toccano con Sebastian Vettel che era ripartito ottavo. Prende tutta la scia, dentro Charles, dentro Leclerc. Perché siamo più pass 2 volte. La battaglia che abbiamo fatto, quindi. Vai in mezzo. Vai in mezzo, Dio. Ho fatto cercavo di tutto un giro superarti. driftando che non si capiva una non riuscivo a capirmi. Sì, ma soprattutto nella... Arriva in mezzo lui. Signori di Camel Show, io ho superato l'ex telecronista di gara di Formula 1 sul digitale. Vabbè, ma ero fermo praticamente. Il problema era questa curva qua. Io rallentavo, Poi tornate qua. guarda qua, perché tu rallenti, no? Tu E io il rallenti. tornante lo iniziavo centrale, lo portavo tutto esterno qua e dopo chiudevo dentro. Infatti poi ti recuperavo. Perché io Ma avevo entravo problemi, forte qua. verso la fine avevo problemi anche nella parte guidata interna. Là facevo molta fatica verso Cioè, la fine. tu prendevi, andavi forte e finivi largo e lo tenevi largo. Io cosa facevo? Andavo veloce, rallentavo all'inizio curva e entravo stretto, driftavo un po', però ti recuperavo e poi dopo nelle accelerazioni ti ero sempre dietro, perché facevo fatica a superarti. Infatti ho fatto tipo giri dove ti ero attaccato al culo e non volevo inchiodarti perché perdi posizione. Ah beh sì. Però dai, Verso la fine il tornante ho cominciato a farlo bene anch'io. Però e poi ti ho perso perché ho sono andato avanti. vediamo cosa ha da dire il Pelagus. Cosa ho da dire? Cosa hai da dire su questa gara? Ti ho passato. Fin qua. Qua, proprio qui, guarda. No, io ho cominciato verso la fine, prendevo il tornante centrale, mi allargavo tutto esterno e dopo chiudevo dentro e facevo tutto dentro qua. Io invece facevo il contrario. Arrivavo esterno, colpo di freno, entravo tutto interno, tenendo l'interno, accelerando un po' ogni tanto, qua mi buttavo interno lì e poi acceleravo tutto e facevo esterno, così dentro mi entravo sul gas. E poi tutto dritto Fino a dopo il traguardo, fino dopo la curva. Alla curva tiravo una botta di frenata e mollavo tutto. così anch'io. E poi acceleravo dentro. Oggi potevo vincere la gara, però Ma guarda chi però? mi sono infortunato al polso. Non ho paura del video da scaffolding. Ecco. E niente. Un saluto a tutti. Ma dai, dovevi dire carta incartato, amici. Carta incartato.